Il Golf Club Grado ormai esiste da un ventennio, è uno dei campi storici della regione, conosciuto naturalmente in tutto il nord-est italiano, ma chiaramente anche oltre i confini nazionali, soprattutto in Austria, Slovenia e Croazia. La particolarità di questo percorso è soprattutto la sua location, immerso naturalmente nel verde e circondato quasi per tutta la sua superficie dalla laguna di Grado. Il percorso del Golf Club Grado è un classico percorso da campionato, sono 18 buche. La buca più significativa del nostro campo è la 18, è un par 3 di 170 metri dove chiaramente bisogna centrare con il primo colpo il green che è situato su un'isola. Le altre buche interessanti di questo percorso sono la 11, un par 5 di 500 metri, anche questo si conclude con il green sull'isola e una delle buche più difficili è la 3, un par 4 di 360 metri dove assolutamente il primo colpo deve centrare il fairway per poi cercare di colpire il green con il secondo, chiaramente volando sempre uno dei tanti ostacoli d'acqua che abbiamo qui a Grado. Siamo inoltre conosciuti per via dei nostri green che sono sempre in ottime condizioni, grandi e molto ondulati. Le gare si svolgono da marzo fino a fine ottobre. Negli anni passati abbiamo avuto anche campionati nazionali, campionati della PGA italiana, l'Alps Tour, circuito per i professionisti e il campionato maestri di doppio sempre della PGA italiana. Abbiamo una Golf Academy, è una struttura che adotta tutti i metodi innovativi. Noi siamo aperti 365 giorni all'anno, anche nei periodi invernali non proprio adatti al gioco, quando piove un po' di più, si può giocare tranquillamente perché il drenaggio perfetto del campo consente un gioco buono anche nel periodo invernale. Oltre alla marina e il campo da golf, abbiamo dei bellissimi appartamenti nella nostra marina. Abbiamo nuovissimi garden cottage nel campeggio Primero, posto ideale per chi vuole venire a Grado non solo nel periodo estivo ma anche autunno e inverno. Il ristorante del golf al Casone, ristorante gourmet dove chiaramente si possono assaggiare i prodotti tipici della zona e gustando dei buonissimi vini del Collio e delle altre zone vicine.